Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si apprestano a partire i cavalli partecipanti alla prima corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 6.000 euro nella carriera. Ci sono i gentleman in salchi, 11 dietro le ali della macchina, 1 Dollaro Light, 2 Dell'Era, 3 Dust, 4 Daphne, 5 Diamond Horse, 6 Diorgia d'Oro in seconda fila, 7 Daisy Pan, 8 Doncaster, 9 Delivery Day Mag, 10 Dresda B, 11 Dubai Adri. Autostart che prende velocità, è rimasto molto lontano Dollaro Light, sbaglia Dust, Daphne in 1 metro al comando nei confronti numero 3 Dust squalificato, filtra in seconda 11, posizione, Dubai mentre Adri partita squalificato. svelta Dresda B, che però è finita per lo sbagliare, imboccando la prima curva e sbaglia anche Diorgia d'Oro. E così Daphne al comando nei confronti di Dell'Era, quindi Daisy Pan. Allo scoperto c'è Diamond Horse, poi in seconda pariglia Doncaster. Allo steccato Delivery Day Mag si è rimessa dalla breve rottura Dresda B, che punta in avanti, mentre la favorita netta Diorgia d'Oro è a 30 metri dalla testa. 31,7 per il primo quarto, puntata di Dresda B che prende in contropiede Daphne e passa a condurre. E così la mossa di Mauro Biasuzzi, che passa a condurre dopo 600 metri in 46,8, Dresda B al comando su Daphne, quindi Dell'Era. Di fuori c'è Diamond Horse che si porta in scia Doncaster. Allo steccato Daisy Pan. La metà gara in 1-1,5. Dall'ultima posizione del gruppo si muove Diorgia d'Oro, che arriva da rottura e sulla piegata di destra prova a risalire, ancora però distante dalla testa. Dresda B ha rallentato leggermente il ritmo sulla curva, sposta al suo esterno Daphne, 1,17,6 il primo chilometro. Daphne che va all'attacco di Dresda B e tende a passare, arriva a centropista Diorgia d'Oro, che trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Daisy Pan. Quando siamo a 400 metri alla conclusione, la retta opposta di tribuna in 15,3, Daphne in vantaggio. Diorgia d'Oro che produce un altro sforzo dopo aver recuperato il gruppo, si porta all'attacco di Daphne. Daisy Pan in terza posizione, mentre è in difficoltà Dresda B. Daphne in vantaggio, Diorgia d'Oro che attacca al largo, 15,4 la piegata conclusiva. Daphne che prova la difesa da Diorgia d'Oro che insiste all'esterno, le due testa a testa, si difende Daphne da Diorgia d'Oro che attacca all'esterno. Daphne e Diorgia d'Oro fin sul palo, completamente apparecchiate. Diorgia d'Oro probabilmente stampa Daphne, 34 per l'arrivo. Bisogna andare ovviamente dal giudice, arrivava da rottura Diorgia d'Oro, mentre era andata al comando facile Daphne. Le due perfettamente apparecchiate sul palo d'arrivo. Bisogna andare dal giudice o quantomeno a vedere un replay per chiarirci le idee. Filippo Monti contro Massimiliano Michelotto, duello che si è rinnovato parecchie volte in questo inizio di stagione. Diorgia d'Oro al largo, Daphne che si difende lungo i birilli, ma sul palo è Diorgia d'Oro ad avere la meglio nei confronti dell'allieva di Andrea Sarzetto. Andrea Guzzinati al training, il signor Roberto Brunella alla proprietà della figlia di Pascia L'Est e Gibilterra, che sul palo passa e vince. Numero 6 Filippo Monti, direttamente da Cannes-sur-Mer in Flixbus. Diorgia d'Oro.